E questo è l'ennesimo cavallino della giara che troviamo nelle aree circostanti, anche del presidio come quello di Casa Lavra. E vedete, sono immagini davvero agghiaccianti. Ma è probabile che non sia soltanto la sete e la fame a compiere questa strage di cavallini, ma che ci possa essere qualcos'altro che viene di fatto nascosto, perché non si spiegherebbe diversamente l'occultamento di quei due che abbiamo segnalato ieri. Non c'era alcuna ragione di nascondere quelle due bestie agli occhi indiscreti. Siamo sulla giara di Genoni. Le fotografie che avete visto ieri, che ho pubblicato sui cavallini della giara, già in due posti diversi abbiamo visto che quei cavalli sono stati spostati, non sappiamo da chi, sono fatti di fatto fatti scomparire, perché il primo era adagiato qui, in questo punto, e stranamente è stato preso e catapultato all'interno di questa siepe, e si vede ancora il cranio e il corpo del cavallo devastato. Non si capisce perché sia stato spostato e fatto sparire in mezzo alle siepi. E questo sta succedendo anche per un altro cavallo che invece è stato messo dentro un fosso. Adesso ve lo mostro. E qui in questo pozzo c'è il secondo cavallino nel raggio di pochi metri. Anche questo, poverino, non è in stato di decomposizione, ma non so se si possa vedere. C'è da domandarsi per quale motivo siano stati nascosti dentro anfratti, pozzi e quant'altro. Ovviamente è difficile anche respirare. E questa sarebbe dovuta essere un'altra stazione di approvvigionamento di foraggio per i cavallini. Come vedete è desolatamente vuota, sono rimaste soltanto le retine di contenimento delle rotoballe. Come vedete, le stazioni dove prima c'era il foraggio sono vuote e si vede che si tratta di, forse non è nemmeno foraggio ma paglia, è desolatamente vuoto.